appena iniziato in splendida cornice comunale, della casa comunale, e insomma vogliamo rappresentare un po' quello che è la giornata a 360 gradi. Che cosa andiamo a rappresentare? Allora, ci sono come al solito gli attestati per personaggi importanti, liguri e non liguri, in ambiti diversi, diciamo con motivazioni diverse. Poi naturalmente all'interno di questo facciamo una serie di, diciamo, spettacoli, comunque diciamo esibizioni che vanno dalla poesia alla musica, eccetera eccetera, e che servono, diciamo, a arricchire la giornata nel suo complesso. Più o meno è questo. Assolutamente, il bello della diretta. Andiamo avanti, no, risolveranno. Allora, dicevamo, insomma, arte, poesia, musica, insomma, importante, momento di spettacolo. E l'informazione, perché chiaramente, tanto per cominciare, tu sai che la Cristina Montepilli è la nostra presidente settoriale di informazioni e sta diventando fondamentale per poter sviluppare l'ente, dare più informazioni in giro con i mezzi attuali, i mezzi informatici, eccetera. Siamo quasi all'inizio del 2025, no? Quindi insomma si può dare un occhio lungo a quello che sarà poi l'attività di tutto l'anno. Ora non chiedo anticipazioni, ma magari qualche cosa sugli intenti. Io ti do l'anticipazione, che però rischio di dartela, perché il prossimo evento, 6 aprile, avrà per titolo "Ma se che penso", l'inno dei genovesi compie 100 anni, 1925-2025. Te lo do come anticipazione? Beh, insomma, ti ringrazio, perché le anticipazioni fanno sempre piacere. È un evento importantissimo, perché è veramente l'inno dei genovesi in tutto 16 aprile comunque, 6 aprile. E allora con questa notizia possiamo salutarvi, vi lascio andare perché so che voi dovete tenere tutto sotto controllo, andate tranquilli. Grazie.